In Veneto ci sono più di 1 milione di ultra 65enni, tra cui circa 200.000 non autosufficienti. Quasi mezzo milione di pensionati veneti vive con meno di 1.000 euro lordi al mese. Partono da questa fotografia, scattata nel Veneto del 2021, le proposte di CGIL e Cislewill per un miglioramento del sistema di residenzialità e domiciliarità di anziani non autosufficienti e per la riforma delle IPAB, definite strutture che a volte si sono rivelate inadeguate ai nuovi e crescenti bisogni di carattere sanitario. Noi vorremmo cambiare questo sistema, vorremmo far diventare un paese più civile, un paese dove gli anziani devono essere tenuti nella giusta considerazione e il Covid ha dimostrato che gli anziani non erano in giusta considerazione, per cui bisogna cambiare un po' tutto. Tra pubblico e privato in Veneto si contano oltre 300 case di riposo con quasi 32.000 posti letto. 26.000 sono coperti dalla regione per la quota sanitaria, ma la quota alberghiera o quella intera a carico delle persone e delle famiglie può arrivare a 3.000 euro. I sindacati chiedono il rafforzamento dell'intera filiera di assistenza territoriale e residenziale. Tra le priorità che abbiamo indicato e che proponiamo c'è sicuramente la riforma sempre più urgente delle IPAB, che ne garantisca la natura pubblica, ne garantisca la sostenibilità economica finanziaria e la trasformazione in veri e propri centri di servizi nel territorio. CGIL e Cislewill entrano anche nel merito del progetto di legge presentato dalla Giunta regionale. Giudicano positivamente la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona, ma suggeriscono anche diverse modifiche al testo. Un ammodernamento a questo sistema che deve dare più garanzie alle famiglie, ma che deve vedere anche un progetto a lungo respiro rispetto a quelli che sono i costi della gestione che non possono appunto ricadere sempre sugli ospiti che ne hanno